Il Marsala 1912 espugna il Fiorilli di Casteldaccia imponendosi per 0-1 grazie ad una rete di Agolli al 41esimo minuto del primo tempo e conquista il secondo successo esterno della stagione nella gara di recupero valevole per la 17ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. Al termine di un match fortemente condizionato da un terreno di gioco che non ha permesso di poter costruire azioni con palla a terra, la formazione di mister Brucculeri è riuscita a conquistare 3 punti preziosi che hanno permesso non solo di riscattare il passo falso tra le mura amiche di domenica scorsa contro la Parmonval, ma di salire a quota 28 punti in classifica, rimanendo agganciata al treno play-off. Senza Petrucci e Angileri squalificati, il tecnico si affida ai rientranti Giardina e Cinquemani e manda in campo dal primo minuto 3 pali Michele Furnari, che al 9° minuto si fa trovare prontissimo su un velenoso calcio di punizione battuto da Fazio. Al 23esimo Capitan Genesio si ferma per un problema muscolare, prova a stringere denti e rimane in campo ancora per qualche minuto, poi preferisce non forzare e lascia la fascia a Giardina e il posto a Ribaudo. Al 26esimo ancora una bella risposta del guardapali azzurro che si fa trovare pronto deviando in corner un insidioso tiro di Fazio al termine di una bella azione corale del Casteldaccia. Sugli sviluppi dell'angolo ci prova a volo anche Capitan Prestigiacomo, ma la difesa lilibetana allontana prontamente la conclusione. Al 35esimo il Marsala prova ad affondare sulla corsia di sinistra, Mangiaracina serve bene a Cardo che sbaglia ad usare il traversone e ne viene fuori un tiro cross che non impensierisce Calandra. 2 minuti dopo De Luca difende palle e serve a Golli che calcia di prima intenzione. La conclusione si spegne alta sulla traversa. Al 38esimo ancora Casteldaccia in avanti col Mocciaro, la conclusione angolata ma non potente viene bloccata a terra da Furnari. Al 40esimo Agolli viene fermato irregolarmente da Abate, nella circostanza ammonito, e conquista un calcio di punizione all'altezza della linea mediana del campo. Giardina va sul punto di battuta e lancia in area di rigore, bravissimo Agolli ad inserirsi e a battere Calandro in uscita con una perfetta conclusione in diagonale, vantaggio azzurro e gioia in panchina. Prima del duplice fischio c'è tempo per un colpo di testa di Mocciaro neutralizzato a terra da Faraone e per una conclusione di De Luca che lambisce il palo e si spegne sul fondo, tra l'altro fermato De Luca per posizione di fuorigioco. La ripresa inizia con il Marsala in avanti e come nel primo tempo Mangiaracina mette in movimento Accardo sulla sinistra che sbaglia la misura del traversone e la palla si spegne sul fondo. Al 53esimo minuto proteste di Sferruzza che reclama un penalty per un intervento di Agolli che il direttore di gara giudica regolare. Comunque, se contatto vi è stato, è avvenuto fuori dall'area di rigore. Al 57esimo Mocciaro, sugli sviluppi di un calcio piazzato, impatta bene di testa ma non inquadra la porta. 2 minuti dopo, sempre Mocciaro ci prova con una conclusione da fuori aria troppo debole per impensierire Furnari. Casteldaccia in avanti provando a sfondare con cross dalle 3/4 e lanci lunghi. Al 59esimo brava Golli a contrastare Fazio deviando la palla in corner e al 66esimo sul lungo rilancio della difesa Sferruzza scatta e deposita in rete. Gioco fermo però per la posizione di partenza irregolare del numero 10. Al 71esimo il Marsala resta in 10 per l'espulsione di Trifilò per doppia munizione. Il giovane centrocampista azzurro, sanzionato già con un giallo al 19esimo minuto, entra scomposto su Arcoleo. Non ha esitazioni il direttore di gara che prima sventola il secondo giallo e poi tira fuori il cartellino rosso. Con un campo davvero insidioso e con un uomo in meno i lilibetani si chiudono a protezione della propria area rischiando davvero poco. Anzi, dopo una conclusione alta del solito Mocciaro, Golli in contropiede all'88esimo ha avuto la possibilità di servire l'assist per il 2-0 a De Luca ma si è fatto anticipare in corner. Il numero 7 azzurro ha recuperato palla sulla propria 3/4, ha scambiato bene con Mangiaracina e si è volato verso l'area avversaria. Al momento dell'assist però, come detto, è stato fermato in calcio d'angolo. Nei 4 minuti di recupero il Casteldaccia ci ha provato ancora, prima con Fazio, brava ad inserirsi e a calciare da buona posizione, bella l'opposizione di tacco di Giardina e poi a pochi secondi dal triplice fischio con Calandra anche in avanti a cercare gloria proprio sugli sviluppi di un corner. Agolli allontana la sfera su un insidiosissimo cross di Pucci e sugli
gli sviluppi dell'azione è arrivato il triplice fischio. Bella reazione agli azzurri che rimediano alla sconfitta patita contro la Parmoval tra le mura amiche e soprattutto un successo che diventa importantissimo in vista dell'impegnativa trasferta di domenica prossima a Misilmeri contro una diretta concorrente che ambisce a centrare gli spareggi promozione. Ricordiamo che saranno assenti Genesio, oltre all'infortunio infatti il capitano verrà squalificato per un turno perché in diffida è ammonito e Trifolo espulso proprio nella giornata odierna, mentre mister Blucureri recupererà Petrucci e Angileri che torneranno a disposizione, ribadiamo, per la sfida in programma domenica a Misilmeri alle ore 15 contro la corazzata guidata in panchina da Tommaso Napoli.